Mr. Bombastic. Atletica di Marca in festa 2011. A Zero Branco, presso l'auditorium di Villa Guidini, la FIDAL Treviso ha festeggiato il proprio movimento. Tanti i premiati a ricordare che chi pratica atletica leggera non fa mai panchina. L'atletica trevigiana ha praticamente circa un 35% dei tesserati, che è tanto su 7 province che abbiamo in regione. L'atletica comunque trevigiana è anche molto forte a livello assoluto, cioè ha 3-4 società che sono capaci di lavorare anche a livello agonistico con risultati entusiasmanti. Questa è soprattutto la festa del settore promozionale, cioè dei giovani, fino alla categoria allievi, partendo dagli esordienti. Noi premiando 135, ripeto, 135 campioni provinciali più i campioni di specialità, ci accingiamo a fare un'operazione estremamente importante, cioè a consolidare un aspetto nel territorio fondamentale. Ogni atleta è meritorio. Grazie all'impegno di tutte queste società sportive di atletica che da molti anni hanno come obiettivo la pratica di questa disciplina, avviando i giovani fin dall'infanzia all'educazione motoria. Questo permette di allargare un bacino di partecipazione anche attraverso l'azione educativa nelle scuole, soprattutto le scuole primarie, e avvicinare i ragazzi a questa bellissima disciplina. È stata una proposta che abbiamo accolto subito a braccia aperte perché ci fa onore e fa onore anche a tutti questi giovani atleti che partecipano oggi qui. Noi da diversi anni facciamo collaborazione con diverse attività sportive. L'aspetto positivo che ci ha colpito molto è la competitività tra i giovani, lo spirito di competizione che riguarda la gara singola, ma anche in prospettiva di poter essere un futuro per l'Italia stessa come atletica. E se l'atletica trevigiana è cresciuta, lo deve ai numeri, ma anche alla qualità, frutto del lavoro delle moltissime società presenti sul territorio. Una menzione particolare va al gruppo Atletica Vedelago, che festeggia sia l'atleta che il tecnico dell'anno. Io faccio il lancio del giavellotto e ho avuto delle buone prestazioni nell'anno 2010, sono riuscito ad arrivare secondo ai campionati nazionali a Rieti. E questo premio lo vedo come un punto di partenza per il futuro. Adesso ci sono molte aspettative e spero di poter fare dei buoni risultati. Credo sia un premio più che altro non solo per il 2010, ma per i 16 anni in cui sono tecnico ho portato diversi atleti nelle varie fasi di campionati italiani di categoria sia cadetti che assoluti. Quindi mi ritengo anche un po' fortunato da questo punto di vista, perché le qualità le fanno il papà e la mamma, non siamo solamente noi tecnici che abbiamo la bacchetta magica. Credo che non solo abbiamo aumentato il numero, ma abbiamo aumentato la qualità di punta e la qualità media dei nostri ragazzi, grazie al lavoro instancabile delle società e al buon coordinamento fatto dalla federazione. Abbiamo un obiettivo strategico assolutamente importante: partire con i centri nel territorio, con i centri di specialità, per far crescere al meglio i nostri giovani. Fantastic, she take a love me back, she says, Mr. Boom.